I'm the Invisible Man. Pensavate di esservi liberati di noi? Niente, dopo la pausa delle ruote grasse abbiamo ripulito cambi, ruote e pedivelle e siamo qua per raccontarvi un'altra bella stagione di ciclismo su strada, su pista, insomma un ciclismo a 360 gradi che vorrà occuparsi dei giovani innanzitutto, perché è da là che poi parte la linfa vitale. Vorremmo sempre cercare di dimostrare che puntando sui giovani, il ciclismo potrà avere veramente un futuro importante. Dai giovani partiamo anche con le presentazioni che io chiamo delle promesse di inizio stagione, le promesse dove le squadre chiaramente mostrano i loro gioielli, mostrano le loro biciclette, le loro tute, per poi dopo tuffarsi in questa stagione che sarà sicuramente una stagione un po' più parca rispetto alle altre, perché la crisi finanziaria sta colpendo tutti, però sono convinto che coloro che lavorano con creatività, con eccellenza, quelle società che sono sempre distinte proprio per essere state parsimoniose, insomma la crisi la sentiranno, ma la sentiranno meno di quelli che insomma sono stati abituati a vivere sopra le misure. Intanto io ringrazio Veronica Dalla Fontana, fatele un applauso, alla prima nostra apparizione di giornata, per cui un benvenuto a lei. Grazie a Giuseppe Parolisi, team manager del Giorgione Aliseo. Racconteremo questa giornata proprio partendo da quello che sono le eccellenze, l'essere parsimoniosi, l'essere una società che insomma si guarda alla crisi, ma guarda soprattutto a quello che sono le proprie eccellenze e insomma Parolisi ha dimostrato di esserlo in questi anni. Un ringraziamento anche a Maurizio Silvestri, che è il vicepresidente del Giorgione e soprattutto con licenza nel Paraolimpico, mi pare una bella cosa. Sì, è una novità che è stata un po' introdotta quest'anno a livello di struttura tecnica, a livello di comitato regionale e così si inizia anche questo percorso a seguire diciamo, questa attività. Che ha dato una insomma, soddisfazione lo scorso anno esagerata. Sì, forse anche un po' sull'onda ecco, di quello che è stato il discorso delle Paralimpiadi. Sì, poi il ciclismo ha guffato, noi del ciclismo siamo dei bravi, se non c'erano loro e sì, qualche esatto. femminuccia insomma saremmo stati. Però è un movimento che bisogna crescendo. anche seguire a livello di federazione. Insomma. Immagino, un applauso a te. E intanto un applauso anche a Michele Battistella che è un atleta allievo, quindi ti stai... un vostro collega. Ti stai già preoccupando perché parleremo anche dell'Unione Ciclistica 2000, parleremo del Gran Premio Comunità Montana del Brenta e parleremo anche di te. Ti stai preparando? Sì, ci stiamo preparando noi la squadra, insomma, il percorso l'abbiamo visto. Come avete visto, tu hai già tutto, hai già fatto, tutto calibrato? Sì, no, Giuseppe ci fa sempre ripetere il solito percorso. Ma quest'anno farete un'apparizione, 2 anni fa avete vinto tutto quello che era possibile vincere. Quest'anno cosa vi dice Parolisi? Rifare quello che abbiamo fatto 2 anni fa? Assolutamente. Si spera. Si spera. A Parolisi, insomma, voglio dire, tu ci tieni molto al Gran Premio, a me questo fa piacere, non perché la organizzazione ci mancherebbe altro, perché il sacrificio viene anche ripagato da coloro che in qualche maniera, insomma, spingono. No, infatti, te l'ho sempre detto, il Gran Premio Comunità del Brenta mi è sempre piaciuto, anche perché le diverse prove mettono a disposizione dei ragazzi diversi circuiti e quindi li riusciamo a vedere su diverse tipologie di percorso e quindi a far dimostrare a questi ragazzi che possono valere sia in pianura come in salita, come in un percorso ondulato, come in qualsiasi altro percorso che poi dopo può essere il prosieguo della loro vita, che può andare da ciclista o come nella vita stessa, similitudini della vita, la durezza della vita, la durezza del percorso, la durezza di un gran premio come il tuo, quello della Comunità Montana del Brenta. In diverse occasioni che anche i giornalisti della carta stampata che si fermano forse alle apparenze, il ciclismo avrebbe bisogno di più profondità, no? Ma il Gran Premio Comunità Montana del Brenta, quando sento gli articoli dei giornali, poveri, ringrazio che
scrivono, si rifanno sempre ai Pagnin, ai Fondries che hanno partecipato al Gran Premio negli anni '80, ma va benissimo, ma se contiamo che dal 2000 a oggi abbiamo sfornato più di 60 professionisti, da Oscar Gatto, Bandiera, c'è tutta gente che è Tapparello, Grazianche lo vedremo tra poco con la popolarissima. Il nostro Agostini. Tantissima gente ha partecipato a questo Gran Premio, quindi voglio dire, dopo 35 anni, quest'anno sono 36 anni, comincia a diventare qualcosa di... È una bellissima vetrina, cioè parliamoci francamente, in una categoria come quella degli allievi, parliamo già di una bella vetrina per poi quello che può essere il prosieguo. Prosieguo imminente come nella categoria juniores e poi dopo per un futuro quello là dei professionisti, quello che può essere la loro ambizione. In quest'annata vorremmo anche occuparci delle categorie minori, i giovanissimi, perché poi dopo alla fine c'è tanta confusione. Io vorrei capire come mai dopo le votazioni, secondo me il discorso delle premiazioni di squadra a me piacevano sinceramente, perché a 6-12 anni insomma l'agonismo lo trovano già da solo per se stessi i ragazzini è anche una corsa per arrivare a prendere il gelato e già si sa che tra di loro c'è la competitività di chi arriva primo, però a quell'età mi sarebbe piaciuto forse che le cose andassero con la china che aveva deciso la federazione. Poi ci sono state le votazioni e hanno ripristinato le premiazioni per i ragazzini, hanno riammesso coloro che non si erano, tra virgolette, comportati bene negli anni passati e quindi mi piacerebbe capire cosa ne pensa Collinelli, dopo aver speso molto è stato bravo, poi dopo essere stato un po' cacciato, poi rientrato. Ci sono un po' di contraddizioni in questo ciclismo che mi piacerebbe anche capire come mai, però una cosa che a me è spiaciuto, e tu ti occupi di giovanissimi Veronica, è quella che credo, ma io ho parlato con delle psicoterapeute anche dell'età infantile, mi hanno dato ragione e loro anzi hanno implementato il discorso che dai 6 ai 12 anni, anche se non premi con la coppa, al bambino non gliene frega niente, forse gliene frega più al genitore. Credo che sia stata una leva un po' troppo pretestuosa da parte di alcune società. Io so che mi faccio nemico qualcuno, ma insomma, siamo in democrazia, ognuno deve esprimere la propria idea, però credo che dai 6 ai 12 anni era bella la cosa di premiare tutta la squadra, perché anche colui che non arrivava mai primo, in quel momento aveva una passerella, o sbaglio? Sì, era stata una gran bella idea, i bambini l'avevano presa molto bene ed erano veramente molto felici. Gli unici a non averla presa bene sembravano essere i direttori sportivi ed i genitori, che ogni volta quando c'è un cambiamento in positivo si dimostrano ostili. A volte dicono si è sempre fatto così, ma non è detto che se è sempre fatto così sia una cosa giusta. In realtà purtroppo sono molto rammaricata perché i bambini non è giusto discriminare, far capire lui è forte perché vince, tu non lo sei, perché a giovanissimi si vince perché si è un po' più sviluppati, si vince perché magari si ha un carattere un po' più estroverso rispetto a un bambinetto che magari è ancora piccolino, deve crescere. Giuseppe, credo che questo succeda anche fino agli allievi, perché gli allievi vediamo che sono dei mandoloni e dei ragazzini che sembra che il mandolone sia il papà del ragazzino. Beh, basta guardare nella mia squadra. No, ma io ricordo quando io giocavo a pallone, che ero un allievo anch'io, ero una roba normale, ma avevano di quei marcantoni addirittura con la barba. Cioè, ci sono già gli uomini come ci sono ancora i bambini, cioè parliamoci francamente. E metterli a dura prova su dei circuiti dove si incomincia già a vedere la salita, si incomincia già a vedere un chilometraggio che li rende impegnativi fisicamente questi ragazzi, cioè allora riusciamo già a vedere qualche differenza dovuta non più alla costituzione fisica piuttosto che alla questione. Ma ti voglio fare una domanda, del ai giovanissimi il direttore sportivo non dovrebbe premere molto, agli allievi già cominci a capire chi è che può farcela, no? Io faccio una differenza, secondo me nei giovanissimi non serve il direttore sportivo, nei giovanissimi serve il motivatore. Un ragazzo, una persona... Ci andrebbe un applauso, perché dalle idee... Io vivo di visioni nel ciclismo, io vivo una terza dimensione evidentemente. Guarda, io ho iniziato con i giovanissimi, sono entrato nei giovanissimi in una società della Castellana e io non mi sentivo direttore sportivo, mi sentivo un motivatore, un amico, un fratello di quei ragazzini piccoli che iniziavano con quella bici a incominciare a capire com'era. Direttore sportivo, ok, hai detto tu la cosa giusta secondo me, parliamo da allievi, perché devono già incominciare a capire l'assetto della squadra, incominciare a capire che ci si deve comportare tutti allo stesso modo, si deve pensare alla squadra, come fai a dirlo a un giovanissimo? Esatto.
Maurizio Silvestri, voglio dire, anche come federazione, insomma, c'è stato un po' un passo indietro e credo che sia stato dettato forse più da esigenze di voto piuttosto che da un credo che è quello che secondo me era possibile portarlo avanti. Secondo te può essere anche questo oppure... Fino allo scorso anno io mi occupavo appunto del ciclismo giovanile a livello di federazione a Treviso, insomma della federazione ciclistica a Treviso. Era nata un po' una disquisizione, erano nati dei problemi, forse perché la cosa era stata un po' calata dall'alto, non era stata condivisa, diciamo, dalla base, cioè come tutte le cose quando sono imposte in maniera... dalla base, ma quando la base delegano nelle votazioni, la base non può lamentarsi che poi dopo deve contare la base, cioè qua bisogna anche essere un po' meno ipocriti, perché se la base si lamenta che non sono stati, non hanno compartecipato a questo disegno di legge, chiamiamolo così, è pur vero che quando bisogna andare a votare la base cosa fa? Delega, la democrazia abbiamo detto tante volte che non si può delegare. Sì, no, comunque si poteva, diciamo così, trovare una formula migliore lo scorso anno, poi c'è stata questa famosa retromarcia, diciamo così, che ha riportato un po' tutto all'origine, l'idea era anche buona, secondo me, se andava un attimo discussa con le società, o quantomeno c'era un po' di tempo per farla decantare, per spiegarla, eccetera. Poi sai, sulle votazioni cambiano tante cose. Io prometto che nelle prossime puntate porterò la psicoterapeuta che mi dirà un'altra volta ulteriormente, perché tante volte noi parliamo ma non sappiamo nulla, no? Per cui bisognerebbe anche andare dai professionisti che ne sanno un po' di più e vedere se poi dopo la cosa è più giusta o meno. Siamo stati anche alla vostra presentazione, adesso mandiamo in onda il servizio, una bella cornice, abbiamo detto un palasport che vi ha ospitati, dove voi avete anche la vostra sede, con una grande sorpresa, lo statuto che vi riporta certamente al 1908, quindi una società centenaria, anzi più che centenaria, quindi siete già nell'Olimpo. 105 anni, infatti, ci ha riportati indietro di 36 anni, parliamoci così. È stato un onore per noi ritrovare questo statuto, grazie a Romeo Milani, e grazie al Presidente che poi dopo ci ha permesso di fare questa grande festa, della quale mi sono occupato sinceramente. Niente, è stata una bellissima cornice, si sono divertiti i ragazzi soprattutto, hanno capito tante cose i ragazzi soprattutto, anche perché parlare di ciclismo nel 1908 e parlare di ciclismo nel 2013 ci sono ben differenze, tante differenze. Certo. Vogliamo partire dal trombettiere, che sembra una cosa che ci farà ridere a dismisura. Invece nel 1908 in quella squadra, l'Unione Ciclistica Castellani, c'era il trombettiere. E quindi noi lanciamo questo servizio, lo dedico a Leopoldo Fogare, Presidente della Società della Gloriosa, con una piccola tiratina di orecchie. Ti aspettavo qua, ma sarà per la prossima. Doveva essere una presentazione di inizio anno, quella dell'Unione Ciclistica Giorgione, invece la notizia straordinaria è che questa società si è accorta di essere centenaria. Tutto questo grazie allo statuto ritrovato che dà la data certa della affiliazione approvata dall'Assemblea Costituente al 21 ottobre 1908. Molte le personalità politiche e sportive erano presenti al Palasport di Castelfranco Veneto, da Rudy Mosole, neo eletto consigliere regionale della Federazione Ciclistica Italiana, ai sindaci e assessori di Riese e Castelfranco Veneto. Vecchie glorie come Beghetto, olimpionico nel tandem con Bianchetto alle Olimpiadi del 1960 e nuovi idoli come Alessandro Ballan hanno voluto portare con loro la presenza in segno di rispetto all'Unione Ciclistica Giorgione 1908. Una storia che oggi si rinnova con una schiera di corridori che coprono le categorie esordienti, allievi, juniores, in più 14 ragazze che nel 2013 comporranno il Giorgione Rosa Team Molino di Ferro. Alla corte di Gino Marchiori, Franco Pesce, Danilo Rebellato e Daniele Tararan guideranno il team juniores Giorgione Aliseo 1908 Group.
mentre per i 113 allievi saranno diretti dal team manager Giuseppe Parolisi, Roberto Bonsangue e Romeo Milani. Alla guida dei 12 esordienti ci saranno Mario Cassolato, Valentino Venturin, Sergio Scapin e Riccardo Turcato. Non a caso la società che oggi vi raccontiamo è soprannominata La Gloriosa, dove Matteo Varago e Fabiana Stragliotto si occuperanno del Giorgione Rosa Team Molino di Ferro. Ingredienti che assicureranno grandi soddisfazioni al presidente Leopoldo Fogale, che da 20 anni è il vero condottiere della gloriosa società di Castelfranco Veneto. A voi. Abbiamo condensato in alcuni minuti quello che è l'humus della Gloriosa, una società che comunque non va neanche più presentata, un presidente che non è mai andato in bicicletta, un po' come me, che però della bicicletta ne ha fatto una virtù da destinare agli altri. Tanti ragazzini da curare anche. Sì, ne siamo tanti, siamo circa 44 se non erro, se non sbaglio, tra uomini e donne, tra squadre femminili e maschili. Tante persone da coordinare tra accompagnatori, direttori sportivi, tante persone che lo fanno per volontariato soprattutto, una società che lo fa per i ragazzi. Parliamoci francamente, io sono entrato da poco, da circa 7 anni, confronto alla data del 1908, i 105 anni che ha questa società sono ben pochi. E andare avanti per 105 anni e da parte del presidente Fogale, da 18 anni alla guida di questa, quasi 20, alla guida di questa gloriosa società, farla rialzare da quello che era a farla diventare quello che è, cioè per me è un onore esserci, sinceramente. È un onore per me, è un onore per i ragazzi, cerco di fargli capire questo ai miei ragazzi. È un onore anche per tutte le altre persone che ci accompagnano e mi accompagnano in questo lungo cammino. Guarda, io direi che l'onore dovrebbe essere della comunità dove voi avete residenza, perché vorrei che mi parlasse proprio Michele, è una domanda molto difficile quella che ti faccio. Non so il vostro grado di riconoscenza che avete su quelli che, non so, facciamo un gioco. Andate a scuola, siete obbligati ad andare a scuola, perché mi pare anche giusto lo studio, eccetera, no? Per cui sapete che là comunque fa parte di un ordine che vi porterà ad una crescita, però la scuola sono 4-5 ore al giorno, poi metti un po' di studio, ma vi occupa quelle 6-7 ore, no? Però le esigenze degli hobby sono importanti, allora ci sono da fare delle valutazioni, ti spiego cosa vorrei capire e da come la vivete voi. Ci può essere il pomeriggio andare a cazzeggiare nei bar, giocare alle slot machine, pubblicità idiote che inneggiano addirittura al gioco d'azzardo, quindi siete un po' succubi e anche un po' vittime di un'escalation pubblicitario che fa pena. Il vostro grado di riconoscenza attorno a coloro che si sbattono, che comunque si mettono in discussione come Giorgione, ma ce ne sono tante altre società, le vorremmo raccontare tutte. Come la vivete voi? Con quale appartenenza, con quale sentimento? Per esempio, per me uscire in bicicletta è molto meglio andare al bar a giocare con le slot machine o in giro pomeriggio, come dice lei, a cazzeggiare. Per me il ciclismo io lo vivo come una passione. Quando sono a scuola penso che al pomeriggio andrò a uscire in bici, sono sollevato perché il panorama, la bicicletta è uno sport da amare, insomma. Sì, ma voglio essere un po' più profondo. Sì. Se non ci fossero loro? Non potremo assolutamente, infatti io sono grato al Giorgione e anche alle altre squadre che offrono a noi, che abbiamo la passione del ciclismo, di praticarlo. Tu che scuola fai? Io faccio istituto tecnico. I tuoi docenti, i docenti delle scuole, parlano di questi personaggi, di queste società che accompagnano lo sport, oppure ne frega un cazzo, oppure vogliamo dirla ancora tutta? Alcuni vostri colleghi che non praticano sport forse vi pigliano anche un po' per i fondelli? Ha proprio ragione, certi professori forse non capiscono, loro pigliano per i fondelli anche delle volte, perché magari noi anche giustamente
lo studio, quando cominciamo il ciclismo lo lasciamo un po' in disparte. Questo fa un po' arrabbiare i docenti, però... In disparte in che senso? Non è che poi dopo No. smettete di leggere o di fare le cose, i compiti, eccetera. Che rispetto a qua in bicicletta ci occupa 3-4 ore al giorno e pomeriggio. E abbiamo un po' meno tempo per studiare, ma magari studiamo più superficialmente alla sera. Ma ho capito. Allora, siccome poi il mondo del ciclismo spesso parafrasa, non è detto, voglio dire, che non studiate. No, assolutamente. Allora, distribuite il tempo dello studio in maniera diversa. Certo. È vero? Sì. Perché sennò poi pensano, ah no, allora se va a scuola, allora l'empirla, l'ensumaro, no, non è così. no. Distribuite forse in maniera diversa il vostro tempo di studio. Certo. Allora, farò un'altra domanda, poi dopo ti libero. Ma ci sono coloro che non fanno sport però vanno anche male a scuola? Oppure, secondo te, quelli che non fanno e non praticano sport in maniera assidua, vanno meglio o vanno peggio a scuola? Beh, ci sono anche la stragrande maggioranza delle persone che non praticano sport, non vanno alla scuola perché sono quelli che vanno in giro il pomeriggio e non studiano. Questa è una notizia, voglio dire, È no? un fatto proprio. Io sono un giornalista che mi piace la notizia, allora dietro a un'azione vive una notizia, l'abbiamo tirata fuori, Giuseppe? Infatti volevo andare in aiuto a Michele perché l'ho visto un po' in difficoltà. Mica tanto, Non per altro, però mi sono imbattuto anche in professori dove sinceramente da direttore sportivo, da ex ciclista che ero e da accompagnatore o mettiamolo così, da fratello maggiore di questi ragazzi, mi rendo conto che ragazzi che finiscono a scuola alle 2, arrivano a casa alle 2, alle 3 si è già in bici, fino alle 5 sono con noi in bicicletta, poi dopo si mettono là, si impegnano nello studio a fare quello che più vogliono nella vita, perché parliamoci francamente, quello che insegniamo noi al Giorgione come qualsiasi altra squadra, penso, ok, va bene il ciclismo, ma tu oggi non sei un campione, tu oggi non Questo sei tutti e un sempre. professionista. La scuola è quello che ti fa diventare quello che tu sei. Certo. La scuola mi ha fatto diventare quello che io sono, Certo. non è stato il ciclismo. La mia passione per il ciclismo poi mi ha portato ad essere un direttore sportivo, il team manager del Giorgione o qualsiasi altra cosa. Questo è quello che noi insegniamo ai nostri ragazzi, questo è quello che i nostri ragazzi devono capire. Questo è quello che dovrebbe capire anche l'istituzione però, perché io non posso andare da un professore di educazione fisica, mettiamolo così, a dimostrare con fatti veritieri, perché non stiamo dicendo delle bugie, che questi ragazzi sono impegnati a scuola come nel ciclismo a fare attività fisica e in un esonero che può essere anche parziale, quello là dell'attività sportiva a scuola, che può compromettere una stagione con un infortunio banale, Certo, quello certo. può essere, mi viene negato da parte di un professore che non vuole arrivare, tra virgolette, a quel compromesso o a capire che quel ragazzo in quella stagione Di educazione fisica ne sta facendo già tanta. ne fa tantissima, ne fa 3 ore al giorno in bicicletta per 5 giorni a settimana. Noi vogliamo non spezzare, ridete, dai, specciare. Vabbè, ha detto specciare. Allora noi vogliamo spezzare una lancia a coloro che poi dopo alla fine pensano che questa trasmissione, insomma, non parli molto di ciclismo. Noi parliamo con il ciclismo, questi sono i personaggi che sono del ciclismo. Quindi parlare di ciclismo non vuol dire il primo, il secondo, terzo. Quello lo fanno tutti, noi lo lasciamo fare. Non siamo concorrenti di nessuno. Ci piacerebbe però capire questi aspetti che sono fuori da una società ordinaria, sportiva e il contrapporsi, perché questi ragazzi comunque alla fine si devono interfacciare, sì, nel mondo del ciclismo, la loro passione, trovano la loro famiglia, ma poi si devono interfacciare con quello che è una società. La società spesso in questi anni è poco protetta, io dico sempre dei grandi capoccioni, poco protetta, si è beccata di tutti gli insulti di questa terra. Allora io non voglio dire che il ciclismo è lo sport più pulito del mondo, io voglio dire che lo sport più pulito del mondo non esiste, ma il ciclismo sta cercando di essere, insomma, il promotore di una certa etica. E allora ti chiedo proprio a te, che so che tu ti occupi dei giovanissimi, ragazzini dei 6 ai 12 anni, tu l'altro giorno mi hai detto alla Popolarissima, anzi tra poco manderemo per la gioia di Remo Mosole la sua bella gara, tu hai detto una cosa, che intanto alcuni genitori pretenderebbero addirittura
che i figli a 7-8 anni andassero dietro motore. Questo io sono rabbrividito perché dico, Giuseppe, soccapperi amari vuol dire, allora il genitore, insomma, in queste cose qua forse non ha capito nulla. E tante volte anche io ho visto in alcune gare di giovanissimi i genitori dare il caffè al bambino, che è un gesto, non è il fatto, è il gesto, come dire, qualcosa. E allora anche qua i genitori si devono interrogare, secondo me. Sì, diciamo che i genitori giocano un ruolo fondamentale nell'attività dei giovanissimi e la maggior parte delle volte influiscono in un modo non molto positivo. Infatti un mio preparatore molto conosciuto, Ernesto Toniolo, mi ha sempre detto i ciclisti dovrebbero nascere orfani. Ed è vero, in fin dei conti, perché è una metafora, chiaramente. È una metafora. Sennò poi qua dicono, ma questi metafora. qua hanno detto che non bisogna studiare, che tutti i genitori devono morire. È una metafora. È una metafora. Ho corso in bicicletta, studio giurisprudenza, ho fatto il liceo, bisogna studiare, ho studiato, ho fatto entrambi. Non ho mai vinto e sono qua comunque, quindi dico, lasciamo che i bambini corrano tranquillamente, lasciamo che i bambini giochino, che si divertano con lo sport. Poi, se si lasciano tranquilli, i risultati arrivano da soli. Se i bambini si pressano, non corrono più. Tu cosa fai con i bambini? Io con i bambini gioco. Ma quando vanno a casa con la borsa, mi spiegavi una cosa che a me mi è piaciuta molto, Della borsa che se la devono preparare? Assolutamente sì, allora abbiamo spiegato ai genitori che i bambini devono farsi la borsa da soli, che se si accorgono che magari stanno dimenticando il casco o le scarpe devono stare zitti, perché il bambino deve arrivare senza casco, senza scarpe, deve magari prendersi una sgridata, deve magari ragionare un attimo con l'allenatore e poi la prossima volta se lo ricorderà. Se invece la mamma continua a corrergli dietro con il casco, il bambino non sente l'importanza di andarselo a prendere da solo. Sono piccoli gesti, credo questi che insegnino poi dopo le regole della vita, perché quando si dice che la vita è una gran bella cosa, la vita è una cosa meravigliosa, però sono più le pestate dei calli che le cose belle, sono più le salite nella vita che le discese, mi pare, no? Secondo me, come la vedo io, il ciclismo è metafora della vita. Ma sicuramente. La fatica che si fa in bicicletta. Sono sicuro. Io penso, ok, ci sarà pure qualche altro sport che la riesce a fare, però l'hai detto appena tu. C'è la salita, c'è la discesa, nella vita c'è salita, c'è discesa, tanta più salita. E nella discesa bisogna stare attenti. E nella discesa, bravissimo, mi hai tolto le parole in bocca. E nella discesa bisogna sempre stare attenti. Allora, per la somma contentezza di Remo Mosole, perché la sua popolarissima è arrivata alla 98esima edizione e hanno fatto già le cose bene, abbiamo fatto un servizio particolare, anche qua, insomma, non me ne vogliano, è un servizio che racconta l'humus, racconta l'anima del ciclismo, l'aspetto della volata. Vogliamo che sia un coro di tutti coloro che in questa volata inneggiano a coloro che in qualche maniera si spendono durante la settimana, ma anche non solo, perché organizzare una gara del genere ci vanno veramente tanti mesi e tanto tempo portato via alle proprie famiglie. Quindi andiamo con la popolarissima. Rem Device, impulsi preziosi. Saranno 156 corridori al via di questa 98esima edizione che inizierà a partire dalle 13:15. Signore e signori, a nome dell'Unione Ciclistica Trevigiani, benvenuti a Treviso, benvenuti alla 98esima edizione della Popolarissima. 98, 17, 3 e 0. Non sono numeri da giocare all'otto, ma se volete tentare la fortuna, lasciamo a voi la scelta. Sono i numeri primari che raccontano la grande risposta del ciclismo di inizio stagione. La Popolarissima, giunta alla 98esima edizione, svoltasi il 17 marzo con 0 gradi centigradi, tanto da aggiudicarsi l'appellativo di Polarissima, ma il freddo non ha demoralizzato certo gli organizzatori e nemmeno le 18 squadre presenti per l'internazionale più famosa d'Italia. Si inizia di buon mattino con la presentazione delle società iscritte, sono la Trevigiani, la Zalf, Ciclisti Padovani, la Ciber Team Termopiave,
poi abbiamo la General Store, l'Emilia Romagna, il Ciclismo 2000, Cycling Team Friuli, Food Italia, la Gaia Plast, poi abbiamo la Bibanese, Marchiolle Emisfero Site, Rapso Knittelfeld, Selle Italia Ati Ursus, Team Colpac, Team Named Ferroli, la Palazzo Fenice e chiude la Coppi Gazzera Videa. Dopo la parentesi del protocollo di presentazione, i 156 atleti si sono incolonnati per la partenza posta in Viale d'Aviano, laddove le autorità sportive e politiche li hanno accolti con un breve saluto. Ragazzi, benvenuti a Treviso, la mia raccomandazione è correte nel codice della strada, cercate di non cascare perché per me siete tutti dei uniformi, cercate di arrivare come siete partiti. Carissimi amici, un saluto della città di Treviso, la città più sportiva d'Italia. Quindi oggi è una giornata di festa per la città perché l'Unione Ciclisti Trevigiani sta raggiungendo un traguardo eccezionale e oggi abbiamo preparato la città proprio per voi. Oggi è una giornata freschetta e quindi dovete correre di più per riscaldarvi. Quindi io voglio una grande gara perché a me piacciono i vincenti, quindi ognuno deve dare il massimo. L'ho sempre detto ogni anno, dovete lasciare il segno dei denti sul manubrio, come faceva Bevi Acqua. Ecco, quindi un ringraziamento a tutti voi, mi raccomando, voglio una sportività perché la sportività vuol dire onestà anche nella vita pubblica, quindi c'è tanto bisogno di sport anche dai politici, perché il momento è molto difficile, ma dovremo avere in noi stessi la carica di vincere sempre contro tutte le maiore del mondo. Quindi un saluto da parte della città sportiva, un saluto a tutti e in bocca al lupo! Saluto a tutti gli sportivi e soprattutto ai corridori che devono affrontare questa edizione della popolarissima di Treviso che festeggia i 100 anni di vita della Luci Trevigiani. Sappiatelo tutto, io non vi dico come il sindaco, lui evidentemente pensava e augurava la vittoria di uno della Trevigiani. Tutti siete all'altezza di tutto, pertanto auguri a tutti e fra 3 ore ci vediamo all'arrivo. Partenza per i 4 giri previsti, dove il percorso soddisfa i cittadini di Treviso e dove il Montello accoglierà gli atleti all'ultimo giro per evocare ancora una volta gli scenari storici di questa terra ricca di eccellenti figure del passato, ma un passato scritto con atti di eroismo e pagine di ricchezza sociale. Il bello di raccontare il ciclismo è tutto quello che lo ha circondato, che lo circonda, dai ricordi di chi ci ha lasciato come Gigi Barzi, gara a lui dedicata, ai segnali timidi di una volontà di rimodernamento desiderata dall'Unione Ciclisti Trevigiani, gli stand con espositori tecnici e non solo, anche i prodotti tipici locali, una vera e propria passeggiata sul declivio di Viale d'Aviano che ha intrattenuto la gente mentre aspettava i corridori tra un passaggio e un altro. Per conoscere un altro stand, sentiamo cosa accade in corsa. Anche ai spettatori. Vedo un altro stand, birrificio. L'Hospitality, dove il presidente Remo Mosole accoglie sul suo pullman attrezzato gli ospiti e le autorità per uno stuzzichino, per uno scambio di idee oppure per un caffè, raccontando la storia centenaria scritta su di un libro a testimonianza futura di come questa gente è stata presente all'interno del tessuto sociale di una comunità rendendola migliore. Poi l'intrattenimento con balli antichi, i bersaglieri, che per questi luoghi hanno l'importanza pari al sangue delle vene degli stessi trevigiani. Tutto questo è l'attesa, il vero fascino del ciclismo, quell'attesa dove vedono vincitori gli uomini che si sono adoperati per la realizzazione di un sogno sportivo, dove i corridori
cantano a loro favore nell'attesa volata, dove sempre uno vince e gli altri no. Ma se alziamo lo sguardo e cambiamo prospettiva, la volata è un coro che applaude al vero vincitore, lo sport. Epoca, prodotti certificati per la casa, l'industria, il giardinaggio e l'agricoltura. Epoca, diamo vita alla tua vita. E tanto per essere in cronaca, ha vinto Nicola Ruffoni del Team Colpac, Federico Zurlo secondo e sfortunatissimo, perché pensate ha bucato un chilometro prima dell'arrivo, montando veramente una ruota diversa, quindi lui aveva un rapporto 11 mi pare, gli hanno messo la 12, insomma, e così si è bruciato la volata, chissà se no dove arrivava. E Stefano Perego della Trevigiani, terzo classificato, ahimè, Remo Mosole un po' attapirato, però questa copertina consegna la giusta immagine a quello che è un'organizzazione importante, perché organizzare un evento del genere, insomma ce ne fossero, si parla di crisi, speriamo che questi qua continuino a tenere duro. Sì, infatti una gara internazionale come questa qua della Popolarissima, cioè anni, onore al merito, onore a quello che fanno, sinceramente onore a Mosole per tutto quello che fa. Anche noi ne organizziamo di gare e sinceramente organizzare un internazionale di questa caratura, sinceramente... Ma secondo te Zurlo, se gli avessero messo la ruota giusta? Io guardando il video, e sinceramente parlando anche con Federico, con Zurlo, fino a 20 metri dall'arrivo era primo, e ha perso l'ultima pedalata. Perché non la pedalata con l'11, gli mancava proprio quella. Tu hai assistito a questa bella gara? Sì, ho assistito. Che impressione hai avuto? Una gara organizzata molto bene, una gara combattuta, una gara che ha dato spettacolo anche per tutto il contorno, non solo per la corsa ma per i bersaglieri, per tutto il resto. Una bella corsa. Ma devo fare una domanda cattiva. Sì. Ma tu sei anche una bella ragazza, sei giovane, ma chi cavolo te lo fa fare la domenica andare a vedere le corse? Non c'è nient'altro da fare, è vero o non è vero? Ditelo. Dai, sì o no? Applaudite, fatevi se non si vede. Giusto? No, voglio capire. È una grande passione che mi ha preso da piccola e che mi porto dentro ancora adesso. E vado perché mi piace vedere il ciclismo, vado perché ho mio fratello che corre, quindi guardo anche lui, vado perché amo il ciclismo. Beh, questo è bellissimo. Io stavo facendo una considerazione, 98esima edizione della Popolarissima, alla prima edizione già era presidente del Comitato Regionale Veneto Raffaele Carlesso, voglio dire, ma io gli voglio bene, cioè, nel senso che un po' di svecchiamento non sarebbe stato male, però d'altronde lui è uno che ha il piglio e sono contento che sia il nostro presidente, ma un po' di spazio ai giovani bisognerebbe pur darlo. Tu hai delle difficoltà oppure sei acclamata, viva i giovani, entriamo... O è difficile entrare nelle... Ho avuto grandi difficoltà, non trovavo squadre che mi prendessero per allenare, perché sei una rompiballe anche allora. Sì, è vero, e mi piace rompere le scatole. Secondo me non ti piace essere simpatica. Pieno di signori un po' datati che allenano con metodi arcaici e convinti che quello che facciano vada bene, però tanti... Facendo corsi di direttore sportivo pieno di ragazzi giovani che prendono i tesserini di direttori sportivi e che se li mettono in tasca e rimangono lì. A me Lucigo di Gese mi ha dato la possibilità di provare, di cominciare, mi hanno dato tanta fiducia, mi hanno lasciato tutta la squadra in mano, infatti sono tanto... Beh, noi speriamo che tu ce la porterai qua sta squadra. Assolutamente sì, assolutamente. Allora, Maurizio Silvestri, ognuno può poi dopo pensare quello che vuole. Va bene, diciamo così. Però dove la trappola qua? No, è pur vero che io è 30 anni che muovo nel ciclismo, mi ricordo i mondiali dell'85, poi pian piano, tra 6 giorni, tra Coppe del Mondo, tra Anvi, mi racconto adesso in Comunità Montana, 3 serie in pista, insomma qualcosa nell'arco di questi anni ho fatto, mi rendo conto che le facce, io sono diventato vecchiotto, perché ero veramente un ragazzino,
ma si faceva una fatica tremenda, e quando riusciva ad emergere, insomma, c'era un'invidia spaventosa, quello lo fa perché fa il grano, ma questo lo fa perché, cioè, non è sempre così, cioè, bisogna lasciare un po' di spazio a sti giovani. Fare il grano, penso sia... No, ma io dico, chi fa il grano col ciclismo, guarda, io tanto di cappello, vuol dire che hanno capito comunque, tutta la vita, però voglio dire... Ci sono dei ragazzi che si stanno avvicinando, anche all'interno del Giorgione, ecco, prima è stato nominato anche Riccardo Turcato, insomma, ecco, che era un nostro ex corridore, insomma, a 20 anni, per cui si avvicina. È ovvio che bisogna primo farli entrare gradatamente e dargli la possibilità così di interloquire con i ragazzi. Forse, ecco, essendo anche giovani, hanno una facilità anche ai rapporti interpersonali nelle categorie esordienti e allievi. Anche noi un paio d'anni fa abbiamo avuto appunto l'entrata di Giuseppe, insomma, poi quest'anno come Giorgione è stata presa anche la scelta di nominarlo come team manager, per cui di dargli anche una responsabilità organizzativa all'interno della squadra. Cioè, ci sono secondo me gli spazi anche in altre società della provincia di Treviso, nel Veneto, si incontrano dei ragazzi che magari hanno smesso, non sono ancora tantissimi, però secondo me, poi sai, è anche un impegno, insomma, è più facile per un ragazzo a 20 anni di domenica d'estate andare al mare piuttosto che seguire la squadra, eccetera, per cui va dato onore comunque a quei pochi che ci sono di dare, ecco, cioè, deve essere una passione comunque, cioè, non sicuramente loro però c'è una certa, un certo attrito ad accogliere i giovani. Diciamo che magari i metodi sono un po' diversi, giustamente come ha detto la Veronica, lei ha avuto un po' anche carta libera all'interno dell'Uccigo di Gese, per cui si è organizzata come voleva. In altre realtà magari si scontrano un po' anche delle teorie diverse. È ovvio che se per 30 anni uno ha allenato una squadra in un certo modo non è poi facile assorbire subito quelli che sono gli insegnamenti dei giovani, però siamo fiduciosi e... Michele, il vostro gap, diciamo Michele così, sarà magari uno di quelli che domani... Il vostro gap, voi interloquite col vostro direttore sportivo, poi chiaramente alla vostra età sono dei padri, insomma, in qualche caso potrebbero essere anche dei nonni, vabbè. Però voglio dire, anche il linguaggio, oggi è diverso da quando facevo sport io, perché io praticavo sport 40 anni fa, dove le tentazioni erano poche, più che oggi. Oggi però i giovani hanno anche informazioni diverse, c'è internet, quindi anche la comunicazione è compromessa se non parli con uno più o meno della tua età. E quindi volevo sapere come vi rapportavate e chi preferivate, senza fare nomi. No, beh, diciamo che comunque noi abbiamo Giuseppe in squadra, che per noi più che un padre è un fratello maggiore, che comunque è più vicino a noi, che cioè, non è riuscite anche a rappresentarvi meglio. Sì, insomma, lui... Ma senza nulla togliere agli altri, perché guarda che guanchi ce li tocca, anzi, nominali. Onore al merito a... no, ma onorissimo sempre, però bisogna dire, la vita va avanti, e anche Papa Francesco ha detto, insomma, la vita va avanti, non bisogna essere retrivi, non bisogna aver paura dei cambiamenti. Allora, i cambiamenti sono giusti, ci devono essere, però è pur vero, parliamo del mio caso, parliamo del nostro caso Giorgione. Ok, ci sono io, sono entrato come DS degli allievi inizialmente, però se non ci fossero stati al mio fianco Roberto Bonsangue... Come un domani sarai tu, Come domani potrà essere la cosa in senso inverso nei miei confronti, ci potrà essere Michele che allena e io che sono il vecchiotto della situazione, che posso aiutarlo quando lui non ci sarà per problemi di lavoro. Parliamoci francamente, l'innovazione è quella che ci vuole a livello societario, ci vuole a livello federale, ci vuole, però dobbiamo comunque tenerci la nostra vecchia guardia dietro alle spalle che ci dà comunque una mano, parliamoci francamente. Prima di mandare il servizio delle comunità montana, no? La presentazione che a Rossano Veneto, ci presenti i tuoi ragazzi qua? Beh, questa sera ne abbiamo solo pochi, perché gli altri sono assenti giustificati, sì. C'è l'influenza in giro, qualcuno invece aveva da studiare perché domani c'è qualche interrogazione. E poi dopo i due DS che accompagnano gli allievi, Roberto Bonsangue e Romeo Milani. Che non sono vecchi, insomma. No, non sono vecchi. In piedi. Quasi. Non sono vecchi, hanno la mia età. Siamo giovani, ragazzi. Poi c'è una rappresentanza di due juniores, Milia Manuel e Campagnolo Matteo, allenati, come hai detto tu prima nel servizio, da Gino Marchiori, Franco Pesce, Danilo Rebellato e Daniele Tararan.
i miei 6 paladini della giustizia di stasera degli allievi, e ce ne sono altri 6 a casa, facciamo una squadra di 13 ragazzi, e poi dopo c'è la squadra, quella là degli esordienti, diretti da Cassolato e da Riccardo Turcato, che abbiamo inserito quest'anno. Gran Premio Comunità Montana del Brenta si riapre, si parte domenica 24, Ebbene sì. 57esima edizione della piccola Milano-Sanremo, l'abbiamo recuperata, un po' abbandonati dagli sponsor, ma finché riusciamo a portarla avanti va bene così, siete pronti insomma? Sì, siamo pronti. In 200 siete quasi. Siamo abbastanza, però mettiamola così, noi giochiamo quasi in casa, lo stesso Michele passeremo fuori casa sua, e speriamo che le emozioni non ci giochi brutti scherzi, anche perché abbiamo 4-5 ragazzi che sono proprio della zona, ci siamo preparati bene perché lo sai che ci tengo a far bene a quella gara, 2 anni fa l'abbiamo stravinta, parliamoci francamente. Quest'anno non dico che abbiamo le carte in tavola per rivincerla, ma per giocarcela bene, parliamoci francamente. Allora facciamo vedere il servizio delle premiazioni e delle anticipazioni di questo prossimo Gran Premio Comunità Montana del Brenta. Forse. Arriva. L'Unione Ciclistica 2000 anche quest'anno ci ripropone una stagione all'insegna delle grandi organizzazioni. Appena conclusa l'annata 2012 con le premiazioni della 35esima edizione, dove sono state assegnate definitivamente le 8 maglie. La manifestazione che si è tenuta presso la sala polivalente di Povo del Grappa, dove il corridore della Luc Bovolone, Michele Zorzan, si è aggiudicata la maglia verde di leader della classifica generale, mentre Giovanni Albiero del Veloce Club Schio 1902 si porta a casa la maglia dei traguardi volanti. Doppietta sempre di Michele Zorzan, che si è aggiudicato anche la maglia del Gran Premio della Montagna, al Luc Bovolone la maglia della combinata a squadre, mentre per il Veloce Club Schio 1902 le maglie per il gruppo più numeroso che hanno partecipato all'edizione del Gran Premio Comunità Montana del Brenta Targato 2012. La maglia bianca di Giochiamo Pulito se l'è aggiudicata Michele Dalmolin, esponente e atleta, il quale è stato premiato con un telaio in carbonio della Polo Bike offerta dai fratelli Polo. Neanche il tempo di archiviare la stagione 2012, che già domenica prossima tutti al via per la prima tappa del Gran Premio Comunità Montana del Brenta. Partenza alle ore 14 per la 57esima edizione della piccola Sanremo del Veneto, si intende, circa 200 i corridori iscritti che porteranno gioia e divertimento sulle strade del comune vicentino più ciclistico d'Italia. Che Dio ce la mandi buona, 200 iscritti, cominciamo veramente. Io credo che ci sia anche quest'anno una grande crisi di organizzazioni, Giuseppe, bisogna vedere. Sì. Sì, ho visto proprio oggi, guardavo sul Fattore K, ce ne sono tante che hanno annullato, sai, degli allievi soprattutto. Juniores per noi è fatica iscrivere i ragazzi, perché in tutta Italia trovi 2-3 gare di domenica, Juniores, mai vista una cosa? Era incredibile, 2-3 erano solo in Veneto, cioè io voglio fare una raccomandazione a coloro che hanno sempre organizzato, cerchiamo di fare fronte comune, facciamo delle riunioni, cerchiamo di trovare quelle sinergie da poter veramente cercare di tenere botte in questo momento per non fare veramente la fine del topo. Io credo che forse peggio di noi sia messo il calcio in qualche maniera, perché credetemi, il calcio forse è tanto fagocitato ed è tanto glorificato dalle televisioni, grandi interessi, ma se andiamo a vedere bene, quando ci sono le partite, le più acclamate ancora, però nella maggior parte dei casi gli stadi sono completamente vuoti. Quindi io credo che il ciclismo abbia, come al solito, forse anticipato i tempi. Abbiamo una marcia in più. Sappiamo di essere in crisi, però sappiamo anche come venirne fuori.
Sì, perché la nostra crisi ce la fa passare la passione, ce la fa passare la gente che ci viene a vedere, perché ricordiamoci che per guardare un ciclista correre non si paga nulla. E non c'è bisogno di forza dell'ordine. E non c'è bisogno di forza dell'ordine, difficilmente troviamo quello scalmanato che vuole picchiare un altro scalmanato, anzi possiamo solo frenare gli animi di qualche genitore un po' irruento, certo. Però per il resto il ciclismo è sano, non ci sono le gare, pazienza, ci accontenteremo di quello che c'è, speriamo in un futuro migliore, in certo. qualcosa di migliore, in qualche sponsor che riesca a rimettere in carreggiata qualche altra Io gara credo che e nel fare qualche altra ciclismo, cosa. oggi come mai, ci sia la possibilità di investire con pochissimi soldi da parte anche delle grandi aziende, risparmiando molto e avendo veramente un ritorno esagerato di immagine, perché è lo sport ancora più popolare del mondo. Veronica, tu conosci un po' il Gran Premio Comunità Montana del Brenta? Conosco, sono venuta a vederlo spesso, una gara bellissima, bellissima per i luoghi dove si svolge, bellissima per l'organizzazione perché è veramente una gara di esordienti, allievi, insomma organizzata Abbiamo fatto anche questo tanti modo esordienti. Organizzata in questo modo qua se ne vedono poche, si vede la passione di chi la organizza, si vede una grande bella organizzazione. Diciamocelo, l'ho invitata apposta perché sennò qua nessuno mi difila, insomma io intanto ti ringrazio, spero di vederti ancora, Grazie perché a me piacerebbe cercare di caldeggiare il giovane che viene qua. Tutti mi chiedono, e un saluto va alla mia Ilenia Lazzaro che ci ha accompagnato per tutto l'inverno, un applauso a Ilenia Lazzaro. Mi manca tantissimo, ma noi sappiamo che verrà ancora a trovarci, ma con questo non toglie il fatto che ci sono anche altre ragazze che possono comunque parlare di ciclismo, e a me questo fa piacere, e quando tu vuoi venire, anzi io ti inviterò spesso, vieni a parlare di ciclismo, vieni a darmi la tua idea del movimento giovanile, e chi vuole aggregarsi ben venga per tutti. Grazie anche a te Giuseppe Parolisi. Grazie a te Nicola. Ci vediamo domenica. Ci vediamo domenica e spero poi di rivederci di nuovo in studio con più ragazzi e soprattutto col presidente. Come dice, mi casa e stu casa. Grazie anche a Maurizio Silvestri. Grazie a te. Buone cose anche per il progetto dei Paralimpici. Speriamo poi quando c'è qualcosa di più concreto eventualmente lo dovremo presentare. E io voglio chiudere con Michele Battistella. Stai attento Michele, come hai colto da giovane il nuovo Papa? Il nuovo Papa secondo me ha dato anche una ventata di freschezza, perché anche dal discorso che si è presentato in piazza San Pietro è proprio un Papa umile, semplice, che anche si è presentato in modo, proprio semplice. Ti è piaciuto? La parola giusta è semplice. Bene, questo signore e signori... Volevo fare una puntualizzazione. Sì, falla. Speriamo che faccia qualche miracolo, che ci faccia vincere anche qualche gara. Siamo in chiusura, questo è Scratch amici sportivi, e poi dopo alla fine quando mi vengono a dire, spesso a me può piangere il cuore, ma io siccome non sono la persona più simpatica di questo mondo, vero Veronica? Ma a me non piace nemmeno essere simpatico. Coloro che vogliono essere simpatici a tutti i costi, alla fine, insomma, mi sa un po' di pesce, sai, quel pesce che gli truccano gli occhi, non mi piace per niente. Però quello che voglio dire è che questi sono ragazzi del ciclismo, i quali abbiamo visto con quale simpatia, con quale intelligenza riescono a parlare con la gente normale, anche in televisione. E ci sono fiori di modelli che sono poco graditi a me, ma penso alla maggior parte delle persone che vanno a fare le cazzate nei talk show, a farsi vedere coi pettorali, oppure vanno in carcere avanti e indietro, scrivono i libri e hanno successo. A noi questo non piace, quindi un applauso va sicuramente a Michele Battistella che ci ha fatto divertire e ci ha fatto anche ragionare. Per Scratch è tutto, a settimana prossima con il Gran Premio Comunità Montana del Brenta, e a Dio piacendo, andando avanti per tutta la stagione, cercheremo di fare un po' di informazione. Grazie a tutti e buonanotte.